Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Praticare la compassione per un mondo pacifico, lo ha detto Sua Santità Dalai Lama. La Cina arresta 121 tibetani a Tsawangpo. Il Sikyompen Pazzeri visita le scuole della Central Tibetan School Administration. Il Tibet Bureau di Ginevra partecipa alla discussione sulle operazioni della Cina in India. Parigi celebra il 20° Festival Himalayano. I tibetani celebrano il 61° giorno della democrazia. Sua Santità Dalai Lama ha ribadito l'importanza di praticare la compassione per raggiungere la pace della mente che porterà a un mondo pacifico. Durante 2 giorni di insegnamento su entrare nella via di mezzo di Chandrakirti, in combinazione con la richiesta di un gruppo di buddisti asiatici, a Sua Santità è stato chiesto come superare l'ansia, la depressione e gli attacchi di panico. Al che Sua Santità ha consigliato al pubblico di cercare di identificare la causa delle sofferenze e trovare il modo di eliminarle, piuttosto che sentirsi avviliti per questo. 동해 주뭐 로슝 맞아버체 동해 규제전이 동해 뽕약 털이야 러고레스 어디르샤 진짜 심 슝다나 파약하게 되고 다스 뭐슈버체 뽀지 쪼지. Questo è il 15° anno da quando questo particolare gruppo di buddisti dell'Asia meridionale ha iniziato a ricevere insegnamenti da Sua Santità Dalai Lama ed è la seconda volta che ricevono insegnamenti online. Le autorità cinesi stanno trattenendo 121 tibetani di Tsawangpo nella contea tibetana di Serchul. I tibetani sono stati accusati di conservare immagini di Sua Santità Dalai Lama e di contattare tibetani in esilio. I funzionari cinesi hanno arrestato altri 8 tibetani in Tsawangpo venerdì scorso, in aggiunta ai 113 tibetani che sono stati arrestati in 2 precedenti occasioni, quando le autorità hanno eseguito perquisizioni approfondite nelle loro case alla ricerca di immagini di Sua Santità Dalai Lama. Secondo le fonti, solo 4 dei tibetani, un monaco, una donna e 2 uomini, sono stati rilasciati finora. Tuttavia gli altri continuano a essere detenuti nella contea di Serchul. Con l'obiettivo di valutare la situazione attuale delle rimanenti 5 scuole della Central Tibetan School Administration ed interagire con il personale di queste scuole per capire le loro prospettive e dare i loro suggerimenti, il Sikyompen Pazzeri è in visita ufficiale per una settimana presso le scuole di Shimla, Herberpur, Mussoorie, Darjeeling e Kalimpong. Il Sikyong terrà degli incontri con i funzionari del governo indiano riguardo al trasferimento delle scuole a Delhi e discuterà su come procedere in modo efficace. Il Sikyong ha ricevuto un'udienza privata con il 34° Kyabje Menri Rinzhi, capo spirituale Bon al monastero di Menri, durante la sua visita all'insegnamento tibetano di Dolanji Bon a Solan, martedì scorso. Egli ha poi visitato la Sambota Tibetan School di Dolanji e si è rivolto al personale e agli studenti della scuola. Il Tibet Bureau di Ginevra si unisce alla discussione sulle violazioni dei diritti umani da parte della Cina e sulla crescente agenda espansionistica cinese in India e in tutto il mondo. Il funzionario dell'Office of Tibet Khalden Somo ha scoperto la continua violazione dei diritti umani in Tibet da parte della Cina e le sofferenze dei tibetani per oltre 60 anni, chiedendo sforzi concertati e collettivi per proteggere l'universalità dei diritti umani, contrastando la propaganda e le disinformazioni di Pechino. I relatori della discussione, tra cui il direttore del World Uyghur Congress e sezioni affari cinesi Lishat Korbore, il fondatore e editore di New India e analista di affari strategici Arti Tiko, la cofondatrice e vicepresidente della coalizione canadese contro il comunismo Sheng Shui e il direttore del Southern Mongolian Human Rights Information Center Engebalu Tokojok, hanno espresso la loro preoccupazione per le mosse coloniali sempre più estese della Cina. Il pannello virtuale è stato ospitato congiuntamente dai think tank con sede in India, Law and Society Alliance Defense Capital, in concomitanza con il rilascio del suo rapporto di studio intitolato Mapping China's Footprints and Influence Operations in India. Parigi ha ospitato il 20° Festival Himalayano durato 3 giorni venerdì scorso. All'inaugurazione hanno partecipato la sindaca di Parigi 12, Emmanuelle Pierre-Marie, la deputata Elisabeth Toutou-Picard, Geneviève Garrigou, consigliere comunale, il rappresentante Tashi Phuntsok e segretario Namgyal Sangdup del Bureau du Tibet. Il rappresentante Tashi Phuntsok ha sottolineato il recente arresto di tibetani di Tsawangpo in Tibet durante una tavola rotonda.
Ha inoltre affermato che fino a quando lo spirito tibetano sarà in vita, la Cina verrà sempre sfidata dai tibetani. Il festival è organizzato dalla Maison du Tibet e dal Bureau du Tibet. La comunità tibetana in Francia dà un enorme sostegno al festival himalayano. I tibetani di tutto il mondo, compresi a Taiwan, Londra, Canberra, in Giappone, Corea del Sud e Francia, hanno celebrato il 61esimo anniversario della giornata della democrazia tibetana. Per commemorare il Tibetan Democracy Day, l'Office of Tibet Taiwan, insieme al Taiwanese Parliamentary Group for Tibet, ha presentato un libro sul Trattato di 17 punti, in cinese, che descrive dettagliatamente gli eventi cronologici e i fatti che hanno portato alla firma del trattato. Il libro mira a illuminare i lettori cinesi sulla verità dell'oppressione cinese dei tibetani, che dura da decenni, smascherando le falsità della Cina sulla liberazione pacifica del Tibet. Il libro è pubblicato da Ganzhong Publication ed è la 43esima edizione prodotta dall'Office of Tibet Taiwan. Ha lo scopo di generare una maggiore consapevolezza tra i tibetani che vivono in Australia sulla democrazia in generale e in particolare sulla democrazia tibetana in esilio. Il Tibet Information Office Canberra, in collaborazione con l'ACT Tibetan Community, ha ospitato un webinar intitolato Tibetan Democracy. I tibetani in Giappone e in Corea del Sud hanno avuto una celebrazione virtuale con la proiezione di un video di 15 minuti prodotto da Tibet TV sull'evoluzione della democrazia tibetana. Sotto l'enorme statua di Marianne, un altare temporaneo con Sua Santità il Dalai Lama è stato eretto in mezzo a centinaia di bandiere tibetane sventolanti nel giorno della democrazia tibetana nella storica piazza della Repubblica francese a Parigi. L'assessore Elisabeth Baptiste ha rassicurato il suo sostegno alla comunità tibetana di Waltham Forest e ha espresso il suo piacere e privilegio nell'essersi unita alla celebrazione della democrazia tibetana fuori dal municipio di Waltham Forest a Londra. Il Tibetan Democracy Day è stato osservato a Londra con l'innalzamento della bandiera nazionale tibetana per il 4º anno consecutivo. La comunità tibetana in Gran Bretagna ha commemorato il suo 50° anniversario della fondazione all'Old Town Hall Stratford di Londra sabato scorso. La comunità è stata ufficialmente fondata nel 1971 da pochi tibetani residenti nel Regno Unito. L'occasione è stata celebrata con circa 300 tibetani ed amici supporter della comunità tibetana. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.